Salve, tifosi del Napoli. Oggi vi riportiamo un aggiornamento che ha scosso il mercato italiano dei trasferimenti. Michele Criscitiello, giornalista di Sport Italia, ci ha riportato una notizia sorprendente sull'affare Marco Brescianini, sfuggito al Napoli. Se non siete già iscritti al canale, cogliete l'occasione per iscrivervi e lasciare il vostro like per rimanere aggiornati su tutte le novità. Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei leader del mercato italiano dei trasferimenti. In modo rapido ed efficace, Percassi è riuscito a mettere sotto contratto Marco Brescianini per 13 milioni di euro, battendo l'interesse del Napoli. Il centrocampista del Frosinone, che era nel mirino del Napoli, andrà a rinforzare la rosa dell'Atalanta. Il contratto di Brescianini con l'Atalanta è di 4 anni, con opzione di rinnovo per un altro anno. Un dettaglio importante è che il Frosinone, attuale club di Brescianini, dovrà cedere il 50% del ricavato della vendita al Milan, anch'esso coinvolto nell'affare. La rapidità e la precisione con cui Percassi ha agito hanno lasciato il Napoli alle spalle, in un'operazione che Criscitiello ha definito un Percassi show. Il Napoli, che era vicino all'ingaggio di Brescianini, dovrà ora rivedere le proprie opzioni sul mercato. Questa battuta d'arresto rappresenta una sfida per il club, che voleva rinforzare il centrocampo con un giocatore giovane e promettente. La frustrazione è evidente e i tifosi aspettano di vedere come il Napoli reagirà a questa perdita. Questa mossa dimostra quanto dinamico e imprevedibile possa essere il mercato dei trasferimenti. Percassi e l'Atalanta hanno messo a segno un colpo da maestro, lasciando il Napoli senza una delle sue principali opzioni a centrocampo. Cosa ne pensate di questa svolta? Il Napoli avrebbe dovuto agire prima? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Non dimenticate di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per seguire tutti gli aggiornamenti sul mercato dei trasferimenti. Forza Napoli e alla prossima!